Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Nuovo appuntamento con Brescia in tavola, bentrovati a tutti, grazie per essere in nostra compagnia. Protagonista di oggi è la gallina, con i funghi chiodini, gallina, una ricetta ruspante come sempre, preparata e che potrete gustare al ristorante Nuovo Inizio in via Conicchio 45, che ringraziamo. Allora, sta gallina coi funghi, vai, gli ingredienti. Funghi chiodini, burro, olio extravergine di oliva, prezzemolo e polvere di dado. E la gallina. Ma la gallina, come fai ad andarla a prendere che quella scappa? Ma chi? Amo quando è piccinina dal casello scappa più, E il casel? Se mia cosa lei il casel? No. Ma che bontà! Cara Federica, siamo venuti a Castagnato da Castelvedere in via Camaione numero 1, è sempre un piacevole ritorno e siamo in compagnia della signora o signorina Silvia, che è bello qui, c'è un sacco di roba come sempre. Anche troppa. Roba buona di qualità, dolci, Santa Lucia, Natale, tutto allestito, venite a fare un giretto. Silvia, tu come te la cavi col dialetto bresciano? Così e così, abbastanza bene. Sei della zona? Sì, sono della zona. Dobbiamo dare una stoccatina a Federica che mi mette sempre in difficoltà quella là, quindi è una brutta e antipatica, una bella e simpatica. È il casseul, cosa caspita è sto casseul? Mi fai pensare 2 secondi? Certo, come no? 1, 2, fatto. È il cesto che si usa in campagna? Sì, quello è bravo, una cosa ma che si usa. Per i pulcini, hai indovinato? Una cosa del genere, tipo una rete, è vero, il casseul. Bravo, mi hai fatto venire in mente che pure mio zio me lo diceva, tenere coperti i pulcini altrimenti scappano questa. Vabbè, tu hai origini contadine? I miei nonni sì. Lo vedi come tanti. Oh, buon lavoro e buoni dolci. Grazie. Che è? Casel, quella, la rete, insomma, la casetta. Il casel, la casetta dove si tenevano i pulcini. I pulcini, ma non la gallina. Il scappo. Dai, domani. Lo spidi pulcino. In una casseruola la cipolla tritata, l'olio extravergine di oliva e la gallina tagliata a pezzi, mi entrega del sicuro. No, vedete le nostre immagini. Facciamo rosolare il tutto e aggiungeremo un po' alla volta il brodo precedentemente preparato. Dopo un'oretta circa di cottura aggiungeremo i chiodini, un pezzo di burro e saleremo tutto. Dopo un'altra oretta, quindi diventano 2, una più molto una. bene, asciugheremo tutto, faremo asciugare il tutto con la cottura dal brodo lenta, eccesso molto lenta, così evapora e la nostra gallina con funghi chiodini è pronta. Ma questa è la famosa gallina della mezzanotte del matrimonio. Non a casa mia mangia la gallina. Ma no, che lo lì le Ales. Ciao. Dai. Vabbè, so che c'è sta gallina. Col tocio. Sento sei tu un tocio. Vabbè, basta. Altre cose carine da dire? Boh. No, per oggi va bene così. A posto. Alla prossima. Ciao. Ciao. Buon appetito!